Basta conoscere la storia della Sicilia, si conosce la storia del mondo. Non siamo in un laboratorio, non siamo in una gioielleria, qua siamo all'interno di un museo. Siamo con Alessio Lucito. volevo dire, Quindi, Lucito. Vediamo se quindi capite in che luogo eccezionale, esclusivo siamo. diamo un aiuto a casa, facciamo Diamo un vedere. aiuto a casa. Siamo nel bellissimo paese di Piana degli Albanesi e qua c'è l'arte. L'oro di Piana si dice, l'oro di Sì, Piana perché realmente questo laboratorio da tantissimi anni, da quanti anni? Da 54 anni. Diciamo che esprime, come ci dice Antonio, la Sicilia, il territorio, ma la bellezza fondamentalmente. Allora, raccontaci. Diciamo che noi attraverso i gioielli cerchiamo di raccontare un po' tutta la storia della Sicilia, perché partiamo dal periodo di Federico II sino ai primi del Novecento. Federico II sono da questa Da parte. questa parte, Sono questi orecchini con questa collana che siamo nel periodo arabo-normanno. Sono con rubini, smeraldi e perline. questa è arte che poi è difficile anche trovarla, è un'arte talmente particolare, oggi si vede alto, quando si parla di oro si vede totalmente alto. Certo, perché diciamo che è più facile andare dietro le mode che comunque cercare di riprodurre un prodotto di nicchia, un prodotto che ha qualcosa da raccontare. Infatti il nostro intento è proprio quello, cercare di fare scoprire, di fare vedere ai giovani questi gioielli che si sono dimenticati e non sono molto conosciuti. Mi dicevi che siete quattro fratelli, Sì, siamo quattro fratelli, tutti due. dedicati ovviamente all'attività Sì. del papà. Sì, siamo due fratelli, due che stiamo qui in negozio alla vendita e poi ci sono gli altri due fratelli che stanno in laboratorio e sono orafi. La gente da tutta la Sicilia, se non anche oltre. Sì, diciamo che chi vuole acquistare un gioiello diverso dal solito Perché è diverso, unico. è anche unico, certo, diciamo che qui trova sempre qualcosa. Dicevi, raccontiamo la Sicilia, periodo federiciano, Federico II e poi le altre, raccontaci un po' Poi, ad gli altri, esempio, gli il altri periodo oggetti. dove noi siamo più specializzati è il Settecento siciliano. Ad esempio, vi posso far vedere qui i gioielli che indossano le ragazze col costume tradizionale. Cioè già guardarli a distanza. Qua siamo nel periodo proprio del Settecento siciliano. Infatti, i gioielli sono molto elaborati, si vede che sono proprio sullo stile barocco. Qua c'è una lavorazione Questo, artigianale sì, importante. questo ad esempio è il battipetto che viene indossato dalle ragazze col costume tradizionale e sempre con smeraldi, rubini, argento, oro e smalti. Qui abbiamo un rosario che è una collana di granati intercalata da delle filigrane e delle perline. Ha sempre come ciondolo finale il cuore di Gesù. Poi abbiamo qui ad esempio i pendenti, sempre sullo stesso stile, con 5 pendenti, con smeraldi e diamanti a taglio rosa coronè. E qui da questa parte abbiamo l'anello di fidanzamento. Questo era il classico anello di fidanzamento siciliano. Oggi si usa più questo? Oggi si usa ancora, sì. Di cosa, che cosa sono diamanti? Sono sempre diamanti a taglio rosa coronè, che era la pietra più bella che c'era nel Settecento Bellissimo, siciliano. Presi, che è la cintura che viene indossata sempre. Ok. Questo veniva regalato alla sposa il giorno prima delle nozze, per augurarne proprio la fecondità. Infatti indicava la continuazione della stirpe. E questo raffigura San Demetrio con San Nestore. È bellissima idea, la lavorazione minuziosa. Particolare del barocco di Noto. No, questi non sono in vendita. Cioè sono vostri di famiglia. Sì, sì. Complimenti. E questo è il Grazie. cuore? Sempre il cuore di Gesù di prima? Sì, questi erano degli ex voto. Sono degli antichi velieri con microperline e smalti. Questo è un oggetto veramente molto particolare, difficile che si trova in altri posti. Sì, anche perché è un'arte. Complimenti. Anche questi sono questi smalti? Questi potrebbe Sì, essere. sono separatorio e in un altro posto. Ottimo, Complimenti veramente. Grazie. bellissimo. Qua c'è papà. Salve, piacere. Noi la conosciamo già di fama. Cioè,
prima questo, le bontà va bene, ma la bellezza innanzitutto, quindi complimenti veramente, anche perché sono solo anche perché ha tramandato questa grande capacità che su 4 figli, tutte e 4 Tutti e quattro sono dedicati sì, sì, all'azienda. sì. Quindi non solo è un bravo. Speriamo i nipoti, che ce ne sia almeno uno. Quanti nipoti? Sono abbastanza, 8 sono. E lei parte con speriamo almeno uno. Oggi la dimensione è diversa. Già Sì, c'è un sì, nipote che sì. si allontana, una nipote che si allontana, dici non si sa Primo fare. già si è allontanato. Però Com'è cambiata il gusto in questi anni? Ma diciamo c'è un avvicinamento agli oggetti storici, solo questo. Inizialmente è iniziato con quelli diciamo del costume tipico del paese e poi ci siamo un pochettino allargati nella storia. Cominciato con i secoli indietro fino ad arrivare ai bizantini, il periodo spagnolo, il periodo greco-romano, il periodo normanno. Stanno incominciando a ricordarsi dei Florio, di Basile, di Federico II, e perciò per adesso siamo su questa via. È l'oggetto di cui lei è più orgoglioso, di cui è più soddisfatto delle cose delle sue produzioni? Ma guardi, non c'è un oggetto, perché ogni oggetto uno ci mette la passione. Non è un oggetto che si fa in un momento, ha i suoi tempi, i suoi studi, man mano che si lavora si apportano delle modifiche. Cioè, ogni oggetto ha una sua storia, sia antica e sia recente di quello che li prepara. quindi sono tutti uno, giustamente, Sì, unicità. sì, poi io faccio pezzi unici, mentre poi noi ci dedichiamo alla lavorazione, ripeto, degli oggetti che sono il simbolo di Piana, che poi sono oggetti del Settecento siciliano, non sono nemmeno di origine albanese. Il Settecento è il periodo più bello, più ricco dei nostri gioielli e perciò hanno presa per quelli che piacciono il barocco. Sto preparando qualcosa sia del periodo federiciano che sia del periodo del Liberty, perché c'è una mostra che faremo a Palazzo dei Normanni per quanto riguarda Federico II e una che faremo a Palazzo Sant'Elia per quanto riguarda il periodo del Basile e i Flori, sì. E perciò sto preparando qualche altra cosa, oltre quello che Ma abbiamo lei già cosa fa? preparato. Arriva alla sua passione, si siede e realizza oppure struttura tanto prima, c'è molto più di assentimento per la sua esperienza nel realizzare? Qual è l'arte? No, ripeto, io sempre riprendo i periodi storici, allora mi documento, faccio ricerche su quel periodo di quel tipo di gioielli, poi ne scelgo qualcuno, ci metto qualche cosa di mio, però che non si allontani molto, perché se non è più storico. E così mi seguo e lavoro. Io le devo chiedere una cortesia che è un po' quello che facciamo con artigianalità di eccellenza siciliana, perché facciamo questo, valorizziamo. Che le sembrerà strano, ma io ho bisogno di vedere le sue mani, perché vogliamo far vedere le sue mani. Dove sono le sue mani? Da di fronte c'ha le mani con Le sue, no, ma volevo con pure una- che me li facesse vedere proprio perché la manualità di un artigiano una volta dell'eccellenza. ora con Oggi l'età c'è altro. mi Ma lei- cadono ma le come- cose dalle ma mani. come Noi ha diciamo detto- che le mani sono le mani, no, faccio vedere le mani, le mani Questi pronte. sono 80 anni, caro mio. Ma io le faccio vedere le mani, I faccio mani vedere. cominciano a... Ben venga, queste sono mani che raccontano come l'arte siciliana viene raccontata dalle artigianalità di eccellenza, come questa artigianalità che Un pezzo della storia, diciamo, questa un è la pezzo della storia storia di Piana degli Sicilia passata Albanesi, ma qua. di Sicilia e comunque nel mondo. 50 anni fa purtroppo la Sicilia era un pochettino nel dimenticatoio. Nemmeno si sapeva più che i coralli, la lavorazione dei coralli era siciliana, ma si pensava che il ritorno del greco.
che la bella oreficeria o gioielleria, come la vogliamo chiamare, del 500, del 600 e 700 era solo fiorentina, veneziana e via discorrendo, ma non era siciliana. E c'erano tante cose che non andavano giù, a me e a qualche altro amico mio. E così ci siamo messi poi un bel giorno a vedere un po' e a fare capire alle persone che tutti questi gioielli sparsi per i vari musei del mondo erano siciliani. Cioè, abbiamo avuto una diatriba di più di tutte con le confidenze, però abbiamo vinto noi perché i gioielli erano siciliani, dai vari puntilli, dai vari lavorare presso le biblioteche, presso i notai. Difatti io ho pure dei testamenti di miei ex colleghi dove spiegano un po' il tipo di lavorazione, quello che si usava, ce li ho conservati. Se non ci fossero Poi queste abbiamo realtà, collaborato pure con le università, prima con le università estere e poi con l'Università di Palermo tramite la dottoressa Maricetta Di Natale, con Rita Cedrini, con diversi che amavano questo tipo di gioiello. E così incominciamo a fare delle mostre, lei incominciò a fare dei libri sul corallo, sull'oreficeria siciliana. Abbiamo avuto un'altra persona che si è dedicata agli oggetti siciliani, anche se lei si è dedicata di più sul sacro. E questa è stata la Maria Cascina, nei primi del Novecento. E dopo ci siamo stati noi. Mi possiamo dire che un po' Anche anche il nostro presidente Stefano Barraia si è dedicato anche lui per i puntilli, però lui diciamo in una cerchia più ristretta. possiamo Sì, dire sì, che sì. anche parte del lavoro culturale, di tutela, di promozione, di ricordo, diciamo, della nostra storia passa anche da queste attività artigianali che voi curate, perché in realtà se non ci fossero strutture, aziende, artigiani come voi, si sarebbe persa completamente. Quindi fa parte del racconto e della memoria della nostra Sicilia in qualche Ma modo. questo senz'altro, anche perché, ripeto, non c'era più la storia della Sicilia, si era un po' dimenticata. Poi diciamo è come la Sicilia, la cultura, la storia, basta conoscere la storia della Sicilia, si conosce la storia del mondo. Tutti i vari passaggi che abbiamo avuto, per esempio qua, non so l'avete visto, io ho messo in vetrinetta proprio 4 frasi di tutti i volumi scritti di Maria Cascina. Se leggete quello che c'è scritto qua già, lei racconta la storia. Voi fate la vostra parte, che è una parte ovviamente importante. Che altro bisognerebbe fare in questo processo di conservazione, di protezione, di tutela della nostra storia? Ma l'inizio c'è, perché tramite Palazzo dei Normanni con Federico II, fare conoscere che le prime fabbriche, il primo laboratorio è stato proprio a Palazzo dei Normanni, dove portavano oggetti sia per il restauro che sia per farli da tutta l'Europa. Venivano proprio a Palermo, a Palazzo dei Normanni, che volevano un ruolo fatti. importante. Sì, sì, sì. Cioè, da questo si evince la grande storia dei manufatti. E poi la storia nostra, perché noi abbiamo avuto i greci, abbiamo avuto i romani, abbiamo avuto gli arabi, ognuno ha lasciato qualcosa di arte. Abbiamo avuto gli ebrei, anche se poi li hanno quasi uccisi tutti a Piazza Marina, i signori spagnoli per l'inquisizione di Spagna che abbiamo avuto. Ecco, le storie si toccano tutte. Dice ogni oggetto ha una sua storia, c'è un periodo, Sì, così è è una legato a cosa, un sì, periodo. sì, 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 tutte cose così. Molti dicono, ma questo cos'è? Allora io dico, questo è argento puro, perché in quel periodo ancora l'oro bianco non esisteva, l'oro era solo giallo. Però dobbiamo ricordarci di qualcuno che si inventò questo oro bianco che poi era l'argento puro. Molti non lo sanno, però la storia dice che fu Luigi XIV, perché le feste allora si facevano solo di giorno, non di sera perché c'era buio, dovevano accendere le candele, non c'era tanto, le donne non potevano sfoggiare. Allora lui si inventò il bianco per far indossare i gioielli tutti di diamanti, in modo che la sera queste cose brillavano. E così è nato l'oro bianco, grazie
a Luigi XIV. Perciò le dico, ogni cosa c'è una sua storia. I coralli, per i coralli, quando dicono i coralli, ma i coralli già si lavoravano ancora prima della venuta di Cristo. Hanno una storia. Perciò è una storia antichissima, non è una storia perché poi nel 400 a Trapani trovarono i coralli a mai finire, che poi li hanno fatti finire. Poi c'è stato i coralli di Sciacca, quell'evento particolare, ed erano tutti coralli però non vivi, coralli morti, questi che vennero alla luce con questo colore antico che, come lei vede, io poi a 50 anni vado in cerca. Questi sono dei coralli morti, coralli che hanno più di centinaia di anni, che io riproduco oggetti sempre del Museo Pepoli, sia quello sia questo. Questi vengono riprodotti e quelli veri sono al Museo Pepoli. E come tante altre cose, ci sono tutti i periodi. A me piace fare vedere la storia della Sicilia attraverso i cieli. Come lei vede qua, questo è il periodo federciano. Questo è bellissimo. Questa è una stella che ho ricevuto in regalo dalla Regione Sicilia quando abbiamo fatto la mostra ad Assisi, quando abbiamo portato l'olio santo ad Assisi. Abbiamo fatto una mostra a Regione Sicilia, fra cui c'erano i costumi di Piana, i gioielli miei, ed è stata una cosa favolosa. Comunque. Qua poi, non so se l'avete notato, c'è qualcosa del Settecento siciliano, periodo greco-romano, periodo bizantino, ci sono tutti i vari periodi. Qua abbiamo un oggetto Liberty, poi di là c'è un oggetto che ho preparato in ricordo dei Florio, dove ci sono due teste di leone e di corallo. Questo è il battipatto. Per i Questo è 50 un anni di attività. È un capolavoro Realizzato questo. mio padre. Questo è uno degli oggetti stile La Liberty Regione Sicilia che ha mi regalò la realizzato targa in ultimamente. ricordo di 50 anni dedicati alla storia della Sicilia. Ora prendo pure il gioiello Ma questo. d'altro tempo, come dice La lei, con targa i suoi è là. gioielli uno conosce la Sicilia. Trezzo del papà di mio nonno, che io tengo conservato. Questo è un laminatorio. Quindi- A mano ancora non c'era la croce che regolava tutti e due i cilindri, ma era ognuno regolato i lati da regolare, sì, uno a destra e uno a Facendo le sinistra. prove piano piano. Quindi già il suo bisnonno faceva l'orafo. Sì, ancora prima. Ha detto il Questa è una nonno. targa, le dicevo, vedete cosa hanno scritto? Testimonianza di una storia che dura da 50 anni per la capacità di raccontare la Sicilia attraverso un'arte di rara bellezza. Meglio di così non si poteva spiegare. E poi ci sono dei gioielli, che so quello quando ha chiuso il bar Pinguino di Palermo, e allora Sì. ho fatto quel ciondolo. E invece per l'alluvione che abbiamo avuta, l'ultima alluvione che abbiamo avuto, che il mare si è incontrato con i fiumi, l'acqua dolce con l'acqua salata, e infatti ci sono i rami di ulivo con il cavalluccio marino in corallo. Sono degli eventi, Che vengono sì, che marcati da un marcati e oggetto. vengono ricordati, da ricordare. Complimenti. Questa per esempio è una collana in pasta vitrea. La pasta vitrea già si usava nel periodo di ma non so quante migliaia di anni fa, che poi è stata riproposta nel periodo federciano, nel periodo romano e poi nei primi del Novecento. Con Liberty noi riproponiamo nuovamente la pasta vitrea, che molti smeraldi che sono di pasta vitrea, non sono smeraldi, sono nella corona che abbiamo noi a Monza, la corona dei re d'Italia. Pomeriggi interi capirebbe tante cose della storia. Sì, e per questo dico, della basta nostra- una cosettina, già si racconta un po' di bella storia. Questo è quello dei Glorio che lei dice, dei Florio, che ci sono le teste di leone che si abbeveravano, che era il simbolo di loro. Questo luogo è a Piana è unica. Pagami il Lo è spoglio. da tanti come- punti di vista. No, come avete potuto ben vedere, tra le eccellenze di Piana c'è gli ori di Lucito. Materialmente qua non siamo in un laboratorio, non siamo in una gioielleria, qua siamo all'interno di un museo, quindi è un passaggio d'obbligo.
tra di noi a Piana, in tutte le famiglie, il ragazzo usa regalare alla propria sposa un gioiello tipico della nostra tradizione, e questa è la culla dei gioielli tipici della tradizione Arbresh e di tutta la Sicilia. Sta diventando anche la culla della tradizione orafa siciliana di tutta la regione siciliana, e non esagero quando dico così, perché grazie ai maestri orafi della famiglia Lucito, Sergio con i suoi 4 figli tramandano ancora la tradizione della realizzazione del gioiello. Quindi la particolarità qual è? Che quando io compro il gioiello da regalare a mia moglie è un gioiello unico, perché viene fatto artigianalmente pezzo per pezzo. Poi avete visto l'eccellenza che è il nostro Bresi, è la cintura che le donne mettono quando si vestono con l'abito tipico tradizionale, e quello è il surplus che identifica la nostra comunità di Piana di Albanese. Il Bresi si regala alle ragazze prima che si sposino, con l'augurio di poter avere anche la disponibilità dell'abito tradizionale storico nostro e poter poi sfilare nelle varie occasioni. E grazie sempre a voi per la possibilità che ci date. No, grazie, complimenti nuovamente. Grazie a voi Viva la per la bellezza, vostra e voi venuta. ne siete artefici di bellezza, la diffondete, quindi complimenti. Arrivederci.